tardi. Facciamo una preghiera ringraziando il Signore per la benedizione che ci ha dato di essere qui. È una gioia, no? Poter essere in famiglia, in chiesa. Io a volte sto a pensare, non so se non manca questo rapporto spirituale che abbiamo a alcune persone. Sento proprio che è un'azione che il nemico lancia, una freccia che lancia nei cuori per allontanare o per raffreddare la persona, perché questo insieme ci riscalda, no? La Bibbia dice che anche la rondine ha trovato casa, anche il passero ha trovato nido. E Davide ha detto: anch'io ho trovato, Signore, nella tua casa, nei tuoi attri. Quindi siamo nella presenza del Signore, è una gioia grandissima essere qui, di essere con il Signore, per il Signore, ma Lui, oltre questa gioia della sua presenza, ci dà la gioia di vivere insieme, persone che se non fosse il Signore e la Chiesa del Signore noi non ci conoscevamo. È come il pastore Roberto dice: tante cose nella mia vita succedono perché io sono credente, perché io congrego in questa chiesa e perché io sono un pastore. Se non fosse queste tre cose, prima credenti, servo del Signore, e dopo altre cose, la chiesa, il ministero, non ci conoscevamo. Abbiamo un bel rapporto con 135 pastori in Italia. Ognuno ha il suo ministero, segue la sua... Ma quando ci troviamo sembra che siamo nello stesso tavolo di gioia perché c'è il Signore. Se non fosse il ministero, noi non ci conoscevamo. E quindi onorate prima la fede che abbiamo ricevuto dallo Spirito Santo, perché è un dono, e onorate anche il posto che il Signore ci ha dato. Cresciamo, come ho imparato da ragazzo, cresci dove Dio ti ha piantato. E dove Dio ci pianta, allora dobbiamo crescere, perché c'è spazio per crescere. E Dio vuole fare crescere perché è suo mestiere. Noi non riusciamo a fare crescere nessuno. Usiamo l'espressione: io sto facendo crescere il mio bambino, ma non è così. Noi diamo, ma chi fa crescere è il Signore. Non vuol dire che quello che diamo darà un'assicurazione o assicurerà che quel bambino, quella bambina diventerà un uomo di Dio, una donna di Dio. No, ma è Dio che fa crescere, e il Signore, tramite tutto che lanciamo sul terreno suo, Lui fa crescere e ci fa avere risultati per la sua gloria. Amen? Quindi chi è felice di essere questa mattina? Dica amen. Gloria a Dio. Facciamo questa preghiera ringraziando il Signore di questa mattina nella sua presenza. Padre Santo, è nel nome di Gesù che siamo qui nella tua presenza e vogliamo ringraziarti, lodarti, benedirti. Signore, innalzare il tuo santo nome, nome che ha al di sopra ogni nome. Grazie Signore di questa mattina, di questo privilegio, di questo primo giorno di questa settimana. Signore, abbiamo già passato un'altra estate. Oh, alleluia. E iniziamo un altro periodo, fra qualche giorno arriva autunno, Signore, in Toscana, in Italia, in Europa. E quante estate, quanti autunni, quanti inverni, quante primavere abbiamo già vissuto qui, Signore. E a volte non ci accorgiamo della tua bontà, della tua misericordia, del tuo amore, della tua, del tuo sguardo su di noi, perché tu non ci perdi, no. Noi mettiamo una cosa, un posto e dimentichiamo. Tu invece siamo in mezzo a una grande popolazione, tanti abitanti, ma tu ci vedi anche di modo particolare. Tu non ci perdi, tu ci vedi. Come quell'uomo che gridava: Gesù, figlio di Davide, abbi compassione di me. Signore, come se tu non sapessi, come se tu
non si accorgesse della sua necessità. È vero che tu, Signore, conosci le nostre necessità. Tu sai ogni bisogno della nostra anima. E vogliamo ringraziarti che durante questi anni d'Italia e di questo percorso spirituale tu ci hai dato, Signore, tu ci hai fatto albergare come passeri, Signore, in nido caldi, lovi, lerghi, comuntri. Tu ci hai fatto, Signore, albergare come le rondini che quando arriva il suo tempo, la stagione, e cominciano a costruire le case o a riparare quelle case dell'anno scorso. È vero, Signore, inciampiamo, cadiamo, ma noi non rimarremo caduti. No, Signore, perché tu sei la nostra forza. Tu sei il nostro sostegno. Tu sei la nostra difesa, tu sei Dio di Daniele, che il suo nome vuol dire Dio di giustizia. Il Signore è la mia giustizia, colui che mi difende. Oh Signore, sono gli attacchi, sono, Signore, frecce che volano di giorno e di notte, sono tante cose che il nemico pianifica contro di noi, ma non prevarrà, Signore, perché tu sei con noi. Tu sei il nostro scudo, difesa, fortezza. È una fortezza che non rimane sulla storia come è stata battuta in guerra. È una fortezza che non si smuove. Una fortezza che rimane difendendoci da ogni male. Il nemico non prevarrà contro di noi né contro la tua Chiesa, Signore. Grazie. Grazie perché ci hai dato oggi questo privilegio. Loderemo insieme, Signore, pregheremo insieme, ascolteremo la parola insieme, Signore, faremo festa insieme, piangeremo insieme. Oggi è il giorno del Signore, che tu hai radunato il tuo popolo, Signore. Grazie perché ci hai radunato in questo accampamento. Oh, eleva subria, che minassia. Tu ci hai messo in questo accampamento oggi per fare vedere la tua gloria, e non saranno i Madianiti che ci sconfiggeranno, no, Signore, nella paura di quelli che ci hanno rubato nel passato e della minaccia del nemico che è con la spada sul nostro collo dicendo io vi ammasserò. Signore, niente ci fermerà, perché la parola dice che nella peste, nella fame, nella spada, nelle potestà potranno, Signore, allontanarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Oh Padre, ti prego stamattina che tu possa toccare in ogni persona qui oggi, che possiamo insieme offrire questo culto, che possiamo insieme bruciare incenso sul tuo altare, ma un incenso profumato, santo, gradevole a te, Signore. Ramai, Codova, Serghi, Menevia, rinnova lo stanco, la mente stanca. Rinnova, Signore, il cuore ferito, rinnova i piedi stanchi, il corpo stanco, rinnova il corpo malato, restaura con tuo olio che scendi come balsamo di Gileade, che scendi dal capo al piede, Signore, muovendo tutta la nostra struttura fisica, mentale. Arashede Biasawi Teo Vaio Cobia Devia. Signore, soffia tuo vento e risuscita le promesse dimenticate, abbandonate. Metti in piedi quest'uomo, questa donna, perché le persone, Signore, mollano fra sé, ma tu no. Tu, Signore, non molli mai. Tu, Signore, non desiste.
La tua parola dice: ecco, sono alla porta e busso. Bussa oggi, Signore. Fa quest'uomo risvegliarsi dentro il suo intimo, in questa camera che vive, in questo segreto, in questo dolore, Signore, immerso a questi problemi che magari ai suoi occhi irreversibili. Dai che elevai o fa. Terra, analabai o suria, Signore. Ci rivesti con la tua armatura, con la tua forza, ci rialza, ci fa camminare sulle nostre altezze. Spirito Santo, tu che hai usato Davide in quel combattimento con il gigante Golia, quando lui ha detto: io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti di Israele, suo nome è Sabat. Alleluia, sauiteria. Signore, fa quest'uomo sentirsi accolto oggi da te, questa donna sentirsi accolta da te, Signore, che la sua guerra, questa lotta, questo combattimento, questa peleja dalla terra mandala la scebbia fa. Na sombra da terra era mantureba lá io subrefaciar. Sì, Signore, lavora oggi dal ponente al nascente, Signore. Fa la terra, Signore, tremare con la tua presenza. Converti i cuori induriti, increduli, Signore, converti a te, che tu possa alzare uomini e donne per marciare in questo paese con la bandiera del Vangelo della pace, a combattere contro i principati, le potestà. Signore, visita ognuno particolarmente. Vogliamo consacrare ogni famiglia, ogni nucleo familiare oggi, Signore. Ti prego che tu possa entrare oggi. Non so come, non so di che modo, non so cosa loro hanno bisogno. Se tu devi entrare con la spada sconfiggendo il nemico, se tu devi, Signore, entrare come acqua che restaura. Non so, Signore, ma tu sai ogni bisogno, ogni necessità. E oggi entra in questa casa, a cominciare in questo cuore, rinforza queste mani indebolite, rinforza questa mente stanca. È nel nome di Gesù, Signore, che faccio questa preghiera e ti glorifico. E come tu stesso hai pregato per noi, che nessuno si perda. Amen. Grazie, grazie, la grazia di Dio ci basta. Grazie, grazie, la grazia ho trovato in Gesù. Grazie, grazie, la grazia di Dio ci basta. Grazia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù. La grazia di Dio rivelata in Cristo Gesù mio Signore. A un mondo perduto è dato da Dio infinito favor. Grazia, ricevi, grazia, la grazia di Dio ci basta.
Grazia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù. Chi può dire amen? Chi può dire amen? Chi può dire amen? Gloria al Signore. Lodiamo al Signore, accomodatevi. Sono molto contento che oggi c'è un amico, Silvio. Oh caro, che buono vederti, rivederti. Sono contentissimo. Fra un po' vengo a darti un abbraccio. Gloria al Signore. Seguiamo, fratelli, lodando al Signore con gioia, con i cantici congregazionali. Amen? Vorrei invitare la missionaria Priscilla per fare i cantici congregazionali. Pace a tutti. Lodiamo quel numero 550. Abbiamo trovato in Gesù la verità che nessun uomo potrà mai calpestar. Abbiamo trovato vita, luce e libertà, la gloria del Signor. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gesù è il vincitor. Chi Gesù Cristo accetterà con tutto il cuore ed avrà coraggio di seguir la verità. Chi proclamerà la salvezza del Signore, la vita eterna avrà. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Alleluia. Gesù è il vincitor. Chiunque soffrirà con Cristo regnerà. È la sua promessa che mai meno verrà. Il suo messaggio di potenza e verità giammai cesserà. La Chiesa? Gloria, gloria. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gesù è il vincitor. Ancora? Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gesù è il vincitor. Fratelli, io vorrei organizzare meglio il tempo perché possiamo cominciare nell'orario e finire nell'orario. Stiamo facendo sempre oltre l'orario e non va bene, dobbiamo essere organizzati perché Dio è un Dio organizzato. Amen? Quindi dobbiamo fissare questo impegno di tutti arrivare prima e così finiamo nell'orario giusto, mezzogiorno, e quindi cominciamo nell'orario e finiamo nell'orario. D'accordo? Oggi non siete tanto preciso oggi nell'arrivo, ma farò preciso per finire il culto, ok? Così finiamo oggi nel modo corretto. La prossima settimana invece noi ci prendiamo impegno, tutti arriveremo nell'orario. Vorrei anche una cosa molto bella che fa il pastore a Belluno, che lui ha quando c'era il culto la mattina, il caffè con Dio. Sempre i fratelli venivano,
arrivavano prima e c'era, invece di pagare una brioche là, si fa qui, si mangia una brioche, un caffè insieme, ci parliamo, ci salutiamo e dopo alle 10:30 puntualmente siamo già tutti lì, facciamo il culto. Quindi ci organizzeremo per questo, non abbiamo tanto spazio come vedete, no? Non abbiamo tanto spazio, ci manca lo spazio, però vediamo cosa si farà e quindi sarà anche bello se noi ci trovassimo prima e lui faceva il caffè con la parola, era bellissimo, nel momento che erano lì a mangiare la colazione, loro condividevano un versetto biblico e una piccola riflessione di 5 minuti, quindi così, d'accordo domenica, tutti noi puntualmente, e io farò la mia parte oggi di finire puntualmente, ok? Allora mettiamoci in piedi e leggiamo la parola di Dio con il pastore Vito e lui leggerà la parola di Dio, dopo noi faremo una preghiera per la raccolta delle decime e delle offerte. Sapete che noi siamo una chiesa in movimento, non siamo una chiesa ferma, siamo una chiesa in movimento e questo movimento esiste solo perché esiste fede. Amen? Siete qua? Questo movimento che fa la chiesa di Firenze, la Sheadamite qua, esiste solo perché noi abbiamo fede, non è perché abbiamo soldi, è perché abbiamo fede, perché noi facciamo senza avere, avendo fede che Dio provvederà, e siamo noi che investiamo nell'opera di Dio. E vorrei chiedere ai fratelli di continuare fedelmente servendo al Signore con le sue decime e le sue offerte, perché il campo bisogna, la casa del Signore bisogna di essere sostenuta, mantenuta e dobbiamo fare gli investimenti per l'opera di evangelizzazione. Amen? Domani noi avremo una evangelizzazione presto, alle 7 della mattina. Alle 7 della mattina. Domani avremo un'evangelizzazione alle 7 della mattina, davanti alle scuole. E vorrei chiedere oggi ai fratelli che saranno disponibili a partecipare di questa evangelizzazione. Ok? Saremo lì consegnando la parola di Dio alle famiglie, perché il tema è il regno di Dio. Ok? Quindi vorrei chiedere ai fratelli di partecipare, di non trascurare questo importante compito della Chiesa, che è l'evangelizzazione. Tutti in piedi, leggiamo la parola di Dio, pastore Vito. Non diamo benvenuti a loro perché loro sono anche pastori qua. I nostri missionari, pastori, operai, sono operai, pastori in tutte le basi. Non sono nella base là, sono in tutte le basi. Se arrivano a Pisa, a Pomarance, a Verona, qua a Scandisce, ovunque arrivano, la Chiesa riceve i nostri pastori, i nostri operai come pastore, non benvenuto, perché benvenuto è per uno che non fa parte del ministero, ma loro sono del ministero e sono pastori di questa casa. Siamo felici con la loro presenza, diciamo il Signore è con voi. Amen. No, allora, non vi libererete delle nostre preghiere. Amen? Questa liberazione non ci sarà. Vieni, pastore, per fare la lettura biblica e dopo vorrei chiedere alla nostra leader della preghiera, la missionaria Paola, che è qui, della preghiera qua. Lei farà questa preghiera oggi. Ogni giovedì, dalle 9 alle 11, noi abbiamo un proposito di preghiera e digiuno qua. Se tu hai una causa, io voglio entrare con te in questa causa, però insieme. Io non pregherò solo, no. Facciamo insieme, allora ci sono. Per pregare da solo, não, per favore. Ou insieme ou nulla. Eu já prego. Ma a volta le persone, pastor, fa un digiuno per me, e tu stai facendo? Facciamo insieme, no? E quindi se tu hai una causa e vuoi combattere spiritualmente, ci sono.
in questo proposito, io, la Paola, mia mamma, la Priscilla, siamo in questo proposito, la Josi là, a Scandici, e noi siamo in questo proposito. Ogni mattina di giovedì le mamme porteranno i bambini alla scuola e di giovedì tu puoi lavorare tutti i giorni, ma giovedì mattina è tuo appuntamento con Dio. Non con me, con Dio. Ah, perché devo andare al dottore? No, dottore, guardi, c'è posto venerdì o mercoledì, perché giovedì ho già un appuntamento di un altro medico. Amen? E quindi giovedì alle 9 qua, immergere nello Spirito Santo. Pastore. Amen. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Amen. Anche noi siamo felici ancora di stare qui con voi, però ci siamo incatenati a vicenda. Noi non ci liberiamo dalle vostre pene, ma neanche voi però. Amen. Amen. Allora vogliamo leggere il testo che troveremo nel libro di Ageo. Leggeremo Ageo capitolo 1, i primi 15 versetti. Farò una lettura abbastanza veloce. Amen. Ageo capitolo 1, i primi 15 versetti. Terzultimo libro dell'Antico Testamento. Amen. Amen, abbiamo trovato. Amen, leggiamo. Il secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese, la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti: questo popolo dice che non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Per questo la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo in questi termini: vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno, mentre questo tempio è rovina? Ora, così parla il Signore degli eserciti, riflettete bene sulla vostra condotta. Avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate ma senza saziarvi, bevete ma senza soddisfare la vostra sede. Vi vestite ma non c'è chi si riscalda. Chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata. Così parla il Signore degli eserciti, riflettete bene sulla vostra condotta. Salite nella regione montuosa, portate del legname e ricostruite la casa. Io me ne compiacerò e sarò glorificato, dice il Signore. Voi vi aspettavate molto ed ecco c'è poco. Ciò che avete portato in casa io l'ho soffiato via. Perché? Dice il Signore degli eserciti, a motivo della mia casa che è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, non c'è stata rugiada e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle mani. Allora Zorobabele, figlio di Sealtiel, e Giosuè, figlio di Josadac, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo ascoltarono la voce del Signore loro Dio e la parola del profeta Ageo, che portava il messaggio che il Signore loro Dio gli aveva affidato. Allora il popolo ebbe timore del Signore. Ageo, inviato dal Signore, trasmise al popolo questo messaggio del Signore: io sono con voi, dice il Signore. Il Signore risvegliò lo spirito di Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e lo spirito di Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo. Essi vennero e cominciarono a lavorare nella casa del Signore degli eserciti, loro Dio, il 24° giorno del sesto mese, nel secondo anno del re Dario. Fin qui la parola. Amen. In piedi come stiamo facciamo una preghiera. Vorrei invitare la Paola per fare questa preghiera per il risveglio spirituale, e anche presentando già le nostre offerte vorrei invitare il diacono Maurizio per mettersi qua per la raccolta delle offerte. Oggi Priscilla ha preparato i cantici, ma noi
ci stringeremo più per finire nell'orario, ok? Quindi faremo un cantico insieme. Vorrei invitare la Giumara che si prepari già per fare un cantico del libretto qua, e quindi mentre lei canta un cantico del libretto noi faremo la nostra raccolta e dopo sentiremo subito la parola di Dio, amen? Perché siamo qui assettati di questa parola, d'accordo? Domenica faremo presto e quindi faremo tutto il programma completo, ma oggi ci stringiamo perché possiamo finire nell'orario, d'accordo? La Paola. Saluto a todos com a paz do Senhor. Hein? Pregando. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta manhã, Senhor, estamos aqui pedindo a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Sabemos, Senhor, que somos dependentes de Ti, que estamos aqui para Te adorar, para Te exaltar, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o Deus da nossa salvação, em quem cremos, confiamos, Senhor. E Te agradecemos, Senhor, por esta grande oportunidade de estarmos aqui, Senhor, nesta manhã, porque quantos nesta manhã estão nos leitos de hospitais, nas UTIs, sem poder estar, Senhor, Te adorando, sem poder falar, que não respira, mas estamos aqui com fôlego de vida, estamos aqui, Senhor, nesta manhã, Senhor, Te adorando. Meu Senhor, Deus grande, Teu Espírito Santo tenha a liberdade de agir em nós, que Teu Espírito Santo trabalhe em nós, Senhor, na nossa vida espiritual, que possamos crescer a cada dia na graça, no conhecimento da Tua palavra, que possamos, Senhor, ser obediente à Tua palavra, obediente à Tua voz, seguindo-Te em verdade, Senhor, que nesta manhã, Senhor, Tu sopre em nossas vidas, Senhor, uma unção dobrada do Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor, que possamos nesta manhã, Senhor, sair daqui diferente, que possamos, Senhor, a nossa fé ser aumentada nesta manhã, que possamos ter uma fé, aleluia, uma fé tão grande, Senhor, que sabemos que coisas que pedimos a Ti, aos nossos olhos são difíceis, mas para Ti nada é impossível, Senhor. E Te pedimos, Senhor, nesta manhã, aleluia, pela vida do nosso pastor, que vai trazer a mensagem da palavra, que Tu possa usá-lo como instrumento vivo para falar aos nossos corações, abençoando também, Senhor, os dizimistas e ofertantes da Tua casa, Senhor, aleluia, abençoando o salário deles, multiplicando, entrando, Senhor, nos seus corações, quebrantando, Senhor, sabendo que é o adversário da nossa alma. Ele quer, Senhor, destruir a nossa vida financeira. Mas o Senhor é grande, é aquele que fala, que diz, Senhor, aleluia, que se formos fiéis, Senhor, nos dízimos, nas ofertas, Tu vai abrir as portas, Senhor, aleluia, porque Tu és fiel, Senhor, é Tu que dá, é Tu que provê, porque Tu és o dono de tudo, Senhor. Abençoa cada um, veja aqueles que não têm emprego, aleluia, Senhor, vá abrindo as portas neste dia, vá provendo o pão de cada dia, Senhor, na mesa de cada um. Em nome di Jesus, fique conosco, amém. Gloria a Dio. Dopo questo anche i bambini vanno alla classe felice, dopo la raccolta, ok? E anche gli adolescenti. La Giumara viene a fare questo cantico e noi offriamo al Signore dopo. I bambini vanno alla classe felice, gli adolescenti alla scuola domenicale e noi ascolteremo la parola di Dio. Pace, cantiamo insieme 453, che penso che sia il giorno più importante della vita di tutti, che è quel giorno in cui abbiamo trovato Gesù. Oh, che beato quel giorno per me, quando Gesù mi salvò, quando per grazia la vita mi dè e nel cuore entrò. Ero lontano e senza il Signor, ora son salvo per fé. Vita eterna e gioia superna prepara il Signore per me. Solo Gesù può darti pace al cuore.
Solo Gesù che ci portò l'amor. La morte passerà e salvezza ti darà. Quando Gesù accetti nel tuo cuore, un nuovo cuore mi diede il Signore, or vivo solo per fede. Non son più schiavo del male e dell'errore, mi liberò il mio re. Quando ai suoi piedi gli chiesi perdono, il suo amor mi mostrò. In un istante mutò la mia mente, il cuore la pace trovò. Solo Gesù può darti pace al cuore. Solo Gesù che ci portò l'amor. La morte passerà e salvezza ti darà. Quando Gesù accetti nel tuo cuore. Quale speranza Gesù mise in me, mutato il corpo sarà. In un momento lo vedo per fede, godrò l'eternità. In quelle stanze divine del cielo, qual gioia lor proverò. Ricchezza eterna e gloria superna, di che Gesù mirerò. Solo Gesù può darci pace al cuore. Solo Gesù che ci portò l'amor. La morte passerà e salvezza ti darà. Quando Gesù accetti nel tuo cuore. Amen. Gloria a Dio. I bambini per la classe felice, venite, e gli adolescenti per la scuola domenicale. Oggi con noi c'è la Jamile, la missionaria Jamile. Siamo felici con la sua presenza, diciamo Amen. Gloria a Dio. Venite, bambini. Venite qua davanti, bambini. Pietro Calò. Vieni qua al volo. Hoje nessuno sta di là e di qua. Entra e entra e sta là. D'accordo? Facciamo così. Ehi, Bea. D'accordo? Una volta che entra, tutti là. D'accordo? Fai così? Sì o no? Guarda la fascia. Gloria a Dio. Quindi loro alla classe felice. Oggi la preghiera per loro è Salmo 23. Il Signore è il vostro pastore e niente vi mancherà. Chi può confermare? Dica amen. Gloria a Dio. Alla classe, anche gli adolescenti. Pastori, con la parola. Fratelli, siamo troppo lontani, avviciniamoci qua. Venite qua avanti. Viene Silvio, viene Ricky. Avviciniamoci per sentire la parola. Alleluia, amen. Mi informo.
Alleluia. Andiamo a fare una preghiera, per favore, fratelli. Signore, noi ti preghiamo, Padre, nel nome di Gesù, che la tua parola, Padre, possa toccare i nostri cuori questa mattina. Noi, Signore, abbiamo bisogno di ascoltarla, Signore, ma soprattutto, Signore, abbiamo bisogno della forza per ubbidire a tutto ciò che tu ci dirai attraverso la tua parola, Signore. Fa che posso essere un canale puro, Signore, che dalla mia bocca possono uscire solo parole, Signore, che vengono direttamente, Signore, dal tuo trono. Io ti ringrazio nel nome di Cristo Gesù. Amen, amen. Possiamo accomodarci. Il testo che abbiamo letto è un testo meraviglioso, è vero. Noi abbiamo un proposito in questo mese, quello che vi è stato trasmesso, è quello di pregare per il risveglio. Amen. Ognuno di noi desidera il risveglio. Amen. Chi desidera il risveglio? E noi siamo qui proprio per questo proposito, perché vogliamo essere risvegliati. Non soltanto vogliamo vedere la nostra vita risvegliata, ma vogliamo vedere la gloria di Dio anche nelle nostre case. Vogliamo vedere la gloria di Dio nella chiesa in cui noi apparteniamo, affinché il regno di Dio possa avanzare attraverso la nostra vita. Amen. Allora noi abbiamo bisogno proprio di essere risvegliati. E il testo che noi abbiamo letto parla di un popolo che è stato liberato dalla schiavitù di Babilonia attraverso l'editto di un re pagano, il re Ciro. Eppure il profeta Isaia dice che il re Ciro era stato scelto da Dio, era stato unto da Dio per uno scopo, per un proposito. Allora noi tante volte si muovono delle situazioni, delle circostanze intorno a noi, anche degli uomini intorno a noi, non sappiamo con quale proposito, ma noi dobbiamo credere che ogni cosa che si muove intorno a noi c'è un proposito, ogni cosa è guidata dal Signore, perché nulla accade sulla terra se non viene dal Signore. Fratello, sorella, tutto ciò che accade intorno alla nostra vita, perché Dio vuole insegnare, perché Dio sta tirando la nostra attenzione affinché noi possiamo ritornare a guardare a Lui. Allora noi vediamo che questo popolo, dopo 70 anni di schiavitù, 70 anni di sofferenza, 70 anni senza il Tempio, senza la presenza di Dio in mezzo a loro, vediamo che questo popolo fu liberato, fu portato nella loro terra per uno scopo, per un proposito, è quello di ricostruire il Tempio, è quello di ricostruire la casa del Signore. Allora questo popolo, quando è uscito da Babilonia, uscirono con entusiasmo, con gioia. E vediamo già nel libro di Esra che questo popolo subito si mise al lavoro per ricostruire il Tempio, la casa del Signore, perché dentro il loro cuore c'era questo desiderio, che si erano privati per 70 anni senza un Tempio, c'era questa gioia di ritornare a costruire la casa del Signore, per ritornare insieme al popolo, di stare alla presenza di Dio. C'era un desiderio nobile nel loro cuore, e questo desiderio nobile deve essere nella vita nostra ogni giorno, è quella di stare alla presenza del Signore, è quello di ricercare la sua presenza ogni giorno della nostra vita. Allora vediamo che loro hanno iniziato questo lavoro con entusiasmo, con gioia. E dopo 2 anni di lavoro questo popolo inizia a scoraggiarsi, perché il nemico, quando vede degli uomini e delle donne che si risvegliano, che mettono mano per l'opera del Signore, il nemico non resta mai a guardare. E noi nella storia biblica noi vediamo tutto questo, è vero. Se leggiamo nel libro di Neemia, vediamo quante volte Sanballat andava a scoraggiare Neemia. Eppure Neemia era un uomo determinato, zelante, aveva il timore di Dio, amava Dio, e lui non ha mai smesso di togliere la mano dall'aratro, perché era determinata, aveva un proposito, un obiettivo, è quello di ricostruire le mura. Gloria al nome del Signore. E questo è un tempo dove Dio vuole che degli uomini e delle donne si risvegliano, vuole uomini e donne che si determinano a portare avanti l'opera sua, si determinano a predicare il Vangelo, si determinano ad andare a visitare gli orfani, le vedove, di andare a portare un messaggio di speranza a quanti vivono in un letto di infermità, sugli ospedali, sulle case di riposo. Questo è un tempo dove la Chiesa deve uscire fuori risvegliata sotto l'unzione e la potenza dello Spirito Santo.
Fratello, noi abbiamo bisogno di questo, nessuno è escluso, perché il testo che noi abbiamo letto, vediamo che Dio aveva incluso tutti, aveva incluso il governatore, aveva incluso il sommo sacerdote e aveva incluso tutto il popolo. Tutto il popolo ha bisogno, i governatori, i sacerdoti, i pastori, tutti abbiamo bisogno di ricevere questa parola per essere risvegliati. Gloria al nome del Signore. Noi non siamo migliori degli altri, fratello, sorella, noi siamo servi vostri, noi insieme cerchiamo di portare avanti ciò che Dio ha affidato alla nostra vita. Noi abbiamo bisogno di voi avete bisogno di noi insieme siamo stati scelti, siamo stati messi da Dio insieme per un proposito e per uno scopo, e noi dobbiamo realizzare questo ogni giorno dentro i nostri cuori. Fratello, sorella, noi abbiamo bisogno l'uno all'altro. Noi non possiamo fare a meno del nostro fratello e della nostra sorella. Gloria al nome del Signore. Allora noi vediamo che questa parola, Dio vede che questo popolo, quando dopo essere stato scoraggiato dai nemici, inizia a fare un passo indietro. Iniziano a fare un passo indietro. E l'opera di ricostruzione si ferma. Si ferma perché avevano accettato lo scoraggiamento. Si ferma perché non avevano preso una posizione spirituale. Si ferma perché non avevano combattuto spiritualmente. Vi ricordate Neemia combatteva, respingeva le minacce, respingeva lo scoraggiamento. E noi vediamo che questi esuli, che questo popolo non respingeva ma accettava. È arrivato a un certo punto che l'incoraggiamento che avevano avuto 2 anni prima, quando sono usciti da Babilonia, quell'incoraggiamento è stato trasformato in uno scoraggiamento. Vediamo che quella gioia, quell'entusiasmo è stato trasformato in un'empatia spirituale, un'apatia spirituale. La gioia e lo zelo hanno iniziato a scemare dentro i loro cuori. Dentro i loro cuori. Non c'era più quella gioia, non c'era più quello zelo di ricostruire, di priorizzare l'opera di Dio, di prioриzzare la ricostruzione del Tempio. Il nemico ha distolto il loro sguardo dalla giusta priorità e ha iniziato a mettere il loro sguardo sulle cose materiali. E quante volte noi oggi vediamo questo materialismo che entra anche all'interno della Chiesa. E che ci sono tanti all'interno della Chiesa che non priorizzano più l'opera del Signore, ma iniziano a priorizzare le loro cose, le loro case, iniziano a priorizzare i loro lavori, iniziano a priorizzare tutto ciò che è intorno a loro, escludendo la giusta priorità che è la parola del Signore, escludendo la giusta priorità che è la presenza del Signore. E vediamo tutto questo in questo popolo che inizia a mettere mano non più nel Tempio, ma inizia a mettere mano nelle loro case, nelle cose materiali. E vediamo che iniziano a costruire le loro case, iniziano a fare una gara di bellezza, chi ha la casa migliore, iniziano a avere degli sforzi perché ricostruire le loro case con del legno. Il legno, dovevano salire sulla montagna per prendere del legno, dovevano lavorare, dovevano faticare, dovevano investire tempo per ricostruire le loro case. E vediamo tutti quegli sforzi che erano proiettati verso la ricostruzione del Tempio, lo scoraggiamento, l'apatia spirituale, la rivolti verso le cose materiali. E oggi noi viviamo in questo tempo. Purtroppo all'interno del popolo di Dio non c'è più la priorità per la casa del Signore, non c'è più la priorità per l'evangelizzazione, non c'è più la priorità di ascoltare la parola del Signore. Fratello, sorella, noi dobbiamo avere questo desiderio nel nostro cuore, che quando veniamo nella casa del Signore noi veniamo con un cuore aperto per dire: Signore, ho bisogno di ascoltare la tua parola, Signore, perché la tua parola è il mio ossigeno. Quanti di noi possono dire questa mattina: Signore, la tua parola è il mio ossigeno, senza la tua parola io non vivo. Fratello, sorella, senza la parola del Signore noi non viviamo, senza la parola del Signore noi non combattiamo. E il profeta Osea dice: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, perché non conosciamo Dio, non conosciamo la sua parola.
Perché? Perché la nostra priorità è cambiata. Allora Dio manda Ageo a parlare a questo popolo. E per ben 2 volte vediamo in questi 15 versetti che il Signore dice attraverso Ageo: riflettete bene sulla vostra condotta. Dio richiama l'attenzione del popolo. E Dio questa mattina sta richiamando la nostra attenzione. Fratello, sorella, noi inclusi, Dio sta chiamando la nostra attenzione. Riflettete bene sulla vostra condotta. Il verbo riflettere ha una serie di caratteristiche. Riflettere, esaminare le proprie scelte. Riflettere, valutare le proprie priorità. Riflettere, riconoscere le proprie responsabilità. Riflettere, smettere di dare la colpa agli altri o alle circostanze. Riflettere, essere onesti davanti a Dio. Allora Dio stava dicendo al popolo: siate onesti, esaminate le scelte, esaminate le priorità, riconoscete le vostre responsabilità, smettete di dare la colpa agli altri, allo scoraggiamento. La colpa, fratello, sorelle, è soltanto nostra. Se l'opera di Dio si ferma nella nostra vita, se l'opera di Dio si ferma nelle nostre case, perché abbiamo rivolto lo sguardo verso una priorità diversa da quelle che Dio ci aveva chiamato a fare, perché Dio ci ha scelti per ricostruire. Dio ci ha scelti per ricostruire. Gloria al nome del Signore. Allora Dio sta dicendo: vuoi un risveglio? Vuoi essere un uomo fervente, infuocato dallo Spirito Santo? Vuoi essere una donna zelante, determinata? Vuoi essere quegli uomini e quelle donne che impongono le mani sugli infermi ed essi guariranno, e impongono le mani sui posseduti ed essi verranno liberati? Fratello, sorella, questa è l'autorità che Cristo ha dato alla nostra vita, ma è un'autorità che noi non esercitiamo tante volte. Non esercitiamo perché abbiamo dato priorità diverse. Perché se noi diamo le giuste priorità al Signore, le giuste priorità dentro il nostro cuore, fratello, sorella, quello che hanno fatto gli apostoli lo facciamo anche noi. Perché il Signore disse: voi farete cose maggiori di quello che io ho fatto. Fratello, sorella, Gesù ha fatto delle opere potenti e Gesù sta dicendo: voi farete cose ancora più maggiori di quello che io ho fatto. Gloria al nome del Signore. Questa è la Chiesa che Dio sta mettendo in piedi in questo tempo. È una Chiesa che farà la differenza, è una Chiesa che camminerà infuocata, unta, determinata, con l'autorità e la potenza dello Spirito Santo, e noi vedremo la gloria di Dio manifestarsi, fratelli, nel luogo dove Dio ci ha posti. Vedremo la gloria di Dio manifestata nelle nostre case, vedremo i nostri figli, i nostri genitori, i nostri familiari che vengono attratti dalla luce che brilla sui nostri volti, fratello, sorella. Questo è il popolo di Dio, è la luce di questo mondo, e quando noi smettiamo di essere luce, fratello, sorella, Cristo non si vedrà nella nostra vita. Gloria al nome del Signore. La Chiesa è una Chiesa che brilla, e noi dobbiamo brillare in questo tempo, perché le persone devono vedere la luce della Chiesa del Signore, e devono venire a Cristo e devono venire vicino a noi nel dire: cosa avete? Perché brillate? E noi possiamo dire: perché la nostra luce si chiama Gesù Cristo il Signore. Ecco la luce che fu separata dalle tenebre. Ecco perché davanti alla luce, fratello, sorella, le tenebre fuggono davanti alla luce. Le tenebre non resistono alla luce, non resistono, fratello, sorella. E le tenebre di questo mondo non resisteranno davanti alla luce che brilla attraverso la Chiesa del Signore. Gloria al nome del Signore. Allora il Signore ci dice: riflettete bene. Questo è un giorno dove Dio vuole mettere ordine nei nostri cuori, dove Dio vuole mettere ordine nei nostri pensieri, ordine nei nostri sentimenti. Forse il nemico ha seminato delle cose dentro la nostra vita che ci hanno portato non più a avere uno sguardo verso il Tempio, verso la presenza di Dio, ma verso il mondo, verso le cose materiali. Le cose materiali, dice la parola, che sono per un tempo.
Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. E fratello, sorella, noi dobbiamo distogliere lo sguardo dal materiale e dobbiamo mettere lo sguardo verso le cose celesti, perché le cose celesti sono eterne. Gloria al nome del Signore, sono eterne. Gloria al nome del Signore, fratello, sorella. Allora l'attenzione che Dio stava dicendo a questo popolo è di riflettere. È un richiamo di Dio a fermarsi, guardare dentro se stessi, rivalutare le scelte, rivalutare le priorità. E questo è quello che noi dobbiamo fare in questo giorno, perché è una parola che viene diretta dal trono di Dio, diretta dal Signore per la vita di ognuno di noi che la stiamo ascoltando. Allora questo popolo seminava, ma raccoglieva poco. È vero, abbiamo letto. Tutto quello che facevano non c'era la benedizione di Dio. Perché quando noi non priorizziamo il regno, quando noi non priorizziamo il Tempio, la presenza di Dio, i cieli della benedizione restano chiusi sulla nostra vita. E il Signore dice: io ho chiuso i cieli della benedizione. E tante volte quando noi viviamo lontani da Dio, quando noi non priorizziamo il Signore e noi iniziamo a lamentarci: perché mi sta succedendo questo? Perché prima le cose andavano in un modo, adesso stanno andando in altro modo. Ma fratelli, smettiamo di porci delle domande: perché? Mettiamo le ginocchia a terra e diciamo: Signore, illumina, Signore, rivelami tutto ciò, Signore, che non va, affinché il cielo della grazia, della benedizione si possa aprire di nuovo sulla mia vita e tutto quello, Signore, che io metto mano possa essere benedetto e possa prosperare per la tua gloria. Vi ricordate cosa Dio disse a Giosuè? Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca. Dai priorità alla parola, dai priorità alla presenza di Dio, dai priorità al regno di Dio. Fratello, sorella, è vero, noi lavoriamo tutti, è vero. E tante volte il lavoro ci toglie del tempo. Ma quel tempo che ci resta, dove lo investiamo? È vero. Dove lo investiamo? E Dio ci chiama a fare delle scelte. Il tempo che ci resta, dove lo stai investendo? Noi sappiamo quello che Gesù disse: cercate prima il regno di Dio, priorizzate il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi saranno date. Perché Dio non abbandona i suoi figli, perché Dio sa di quello che noi abbiamo bisogno. Noi tante volte dimentichiamo questo. La parola di Dio ci incoraggia a confidare nel Signore, perché il Signore sa di quello che noi abbiamo bisogno e Lui provvederà. Io sono colui che provvederà per i tuoi bisogni. Io sono colui che provvederò per ogni cosa della tua vita, perché tu sei mio figlio. Un padre provvede sempre a quello che il figlio ha bisogno, è vero. E tante volte noi vogliamo delle cose in più, delle cose che non ci servono, ma Dio ci dà giusto le cose che ci servono. A volte siamo come quei bambini capricciosi, vogliamo delle cose che non è alla loro portata, è vero. Vanno in farmacia e chiedono anche dei farmaci: voglio quello, vogliono tutto. Ma un buon padre inizia a dire: no, questo non è per te. Questo non è per te. Forse c'è un giocattolo grande, questo non è ancora per te, questo è per te. E così Dio tratta la nostra vita, perché Lui sa di cosa noi abbiamo bisogno. E Dio sapeva che questo popolo aveva bisogno di ricevere una parola non soltanto di riprensione, ma una parola di incoraggiamento, perché Dio li stava riprendendo e li stava richiamando a riflettere, ma Dio li stava incoraggiando. Perché Dio stava dicendo: guardate, voi dite che non è il tempo. Voi dite che non è tempo. Noi tante volte stabiliamo noi il tempo. Stabiliamo noi il tempo che Dio deve rispondere alla preghiera. Stabiliamo noi il tempo che Dio deve fare un miracolo. Stabiliamo noi il tempo, è vero. Ma il tempo è nelle mani di Dio.
il tempo Kairos, il tempo di Dio. Noi dobbiamo imparare a dipendere dal tempo di Dio, non dal nostro tempo. Noi quando preghiamo chiediamo al Signore di rispondere subito, gloria a Dio quando Lui risponde subito. Ma quando Lui non risponde subito, attenti con pazienza, perché la risposta arriverà. E questa è la mentalità che deve cambiare, fratello, sorella. Allora Dio stava dicendo, non siete voi a determinare il tempo. Voi dite che non è il tempo. Tante volte noi ascoltiamo, quando parliamo del Signore, delle persone, quando mi farò vecchio penserò alla religione. È vero, parli a un giovane, ma vabbè, non è ancora per me, ma quando mi farò vecchio forse penserò a Dio. Avete mai ascoltato queste parole? Quando poi Dio sta dicendo, non siete voi i padroni del tempo, ma sono io il padrone del tempo. Ecco perché la Bibbia dice l'oggi, oggi, perché il tempo è nelle mani di Dio. Allora Dio stava dicendo, non è il tempo, voi dite che non è il tempo, perché lo avete stabilito voi. Voi dite che questo non è il tempo di andare a evangelizzare in un determinato posto, perché l'avete stabilito voi. Questo è un tempo di non andare in ospedale, ma perché l'avete stabilito voi. Questo non è un tempo di andare nei carceri, ma perché l'avete stabilito voi, dice il Signore. Ma il mio tempo è quel che voi come Chiesa, come luce entrate nei carceri. Il mio tempo che io ho stabilito è che la Chiesa oggi deve entrare dove nessuno ha mai portato una luce, una parola di speranza. Gloria al nome del Signore. Voi dite che non è il tempo. E il Signore dice smettete di dire non è il tempo. Questo è il tempo che Dio sta mettendo in piedi un esercito di guerrieri, di guerriere che non si fermano davanti alle minacce dell'inferno, un esercito di guerrieri, di prodi che avanzano nel nome del Signore degli eserciti. È un popolo che respinge le minacce, è un popolo che devasta le opere dell'inferno, è un popolo che distrugge le fortezze, che distrugge ogni potestà che è in quest'area, un popolo che cammina con l'autorità del Signore, perché quando noi priorizziamo il regno, quando noi priorizziamo il Signore, quando noi priorizziamo la presenza del Signore, il Signore ci dice io sono con voi, perché quando noi siamo con Dio, Dio è con noi. Gloria al nome del Signore. E tante volte diciamo io non sento la presenza di Dio, ma chiediamoci, Signore, perché non sento la tua presenza? Cosa c'è nel mio cuore che non va, Signore, affinché io possa ritornare a sentire la tua presenza, la tua guida, Signore. Voi dite che non è il tempo, il Signore dice questo è il tempo che io sto mettendo in piedi, la Chiesa che risplende. Io credo che ognuno di noi, è vero, vuole far parte di questo popolo, di questa Chiesa. Ognuno di noi vuole essere risvegliato. Grazie, caro. Ognuno di noi vuole essere risvegliato. Alleluia. E c'è una promessa meravigliosa. Io sono con voi. Dio disse a questo popolo, io sono con voi. Alleluia. Perché la presenza di Dio in mezzo a noi è una promessa. È vero. È una promessa che Dio ci ha fatti. Io sono in mezzo a voi. Poi c'è ancora un'altra promessa. La promessa della grazia. Io sono in voi. Dio non soltanto è in mezzo a noi, ma Dio è in noi. Ci rendiamo conto, fratello, sorella? Colui che ha creato ogni cosa, il creatore del cielo e della terra, il creatore di ogni cosa vive dentro il tuo cuore, dentro la tua vita.
Perché vive dentro di te? Perché noi dobbiamo essere il tempio dello Spirito Santo, gloria al nome del Signore. E l'Apostolo Paolo dice che Dio non abita più in tempi fatti di mano d'uomo, ma Dio abita dentro di noi. Ecco perché noi dobbiamo ritornare a costruire il Tempio di Dio nella nostra vita. Dobbiamo ritornare a ricostruire tutto ciò che il nemico ha devastato dentro il nostro cuore, dentro la nostra vita. Fratello, sorella, non guardare le macerie del passato, non guardare che le macerie che sono dentro di te, ma il Signore questa mattina sta dicendo: io ti aiuterò a ricostruire il Tempio dentro la tua vita, dentro il tuo cuore. Io ti aiuterò, dice il Signore. E tante volte noi guardiamo, ci soffermiamo più sulle macerie, sulle devastazioni che sono dentro di noi, anziché di guardare colui che vuole ricostruire. Perché Dio vuole ricostruire, Dio vuole fare un'opera di restauro questa mattina. Dio vuole fare un'opera di restauro, fratello, sorella, nella tua vita, nella tua casa. Tu sarai uno strumento di Dio nella tua casa, nella tua famiglia, perché vedranno come Dio ha restaurato la tua vita, vedranno come quelle macerie che erano dentro la tua vita sono state ricostruite per la potenza dello Spirito Santo, e gli altri vedranno questo restauro, questa ricostruzione dentro la tua vita, e Dio ti userà all'interno della tua casa, e quelle preghiere che erano state trattenute sopra la tua vita, Dio aprirà il cielo e Dio risponderà alle promesse, alle preghiere che Dio ha fatto alla tua vita. Gloria al nome del Signore. Ma per aprire questo cielo bisogna che ne facciamo delle azioni. Facciamo delle azioni, perché se non facciamo delle azioni il cielo rimane chiuso. Ma se noi azioniamo l'ubbidienza a questa parola, allora i cieli ritorneranno ad aprirsi sopra la nostra vita. Fratello, sorella, gloria al nome del Signore. Io predicherò ancora qualche minuto, perché sento di pregare, pastore, di pregare, perché lo Spirito Santo vuole risvegliare questa mattina. Alleluia. Il popolo ascolta la voce di Dio. Il popolo ascolta ciò che Dio stava dicendo. Il popolo inizia a riflettere sulla propria condotta. Il popolo inizia a rivedere dentro la loro vita tutto quello che non va. Il popolo inizia a essere scosso dalla parola che il Signore stava rivolgendo alla loro vita. Il popolo aveva realizzato che dovevano ritornare ad avere le giuste priorità. Allora, quando il popolo ascolta la voce di Dio, che cosa succede? Che il popolo si ravvede. Il popolo cambia atteggiamento e comincia a lavorare. Questo è l'effetto della parola di Dio quando trova un cuore fertile che riceve quel seme, e quel seme mette radici nel cuore e germoglia per la gloria del Signore. E questa mattina Dio vuole cuori fertili che accettano questo seme questa mattina, perché quando noi accettiamo questo seme, fratello, sorella, dentro di noi inizia un cambiamento. Inizia un ravvedimento, iniziamo a rimettere di nuovo le giuste priorità, ma non deve essere un momento emotivo, ma deve essere un momento spirituale, un momento di una scelta definitiva, fratello, sorella. E tante volte noi facciamo delle scelte mosse dalle emozioni del momento, ma le scelte mosse dalle emozioni durano per un tempo, possono durare una settimana, possono durare anche un giorno. Ma le scelte definitive sono quelle scelte che ti porteranno a vedere la gloria di Dio. Vi ricordate il figlio prodigo? Vi ricordate? Iniziò a riflettere: ma dove sto? Io voglio ritornare alla casa del padre, perché aveva riflettuto sulla sua scelta, sulla sua condizione. Aveva riflettuto su quello che lui si era perso stando alla casa del padre.
E quando noi iniziamo a rivalutare, a rivedere, a riflettere, noi facciamo la scelta del figlio prodigo, una scelta definitiva. Io ritornerò a casa di mio padre, anche se devo essere un suo servo, ma io voglio ritornare in quella casa. Fratello, sorella, fu una scelta definitiva, e la scelta definitiva, fratello, sorella, deve scaturire dal nostro cuore questa mattina, dall'ascolto di questa parola meravigliosa, perché Dio risveglia lo spirito delle persone quando sono disposte a rispondere, a obbedire. Dio risveglia lo spirito, ma quando una persona è disposta a rispondere alla chiamata di Dio, quando una persona è disposta a rispondere, ad ubbidire ciò che Dio stava dicendo, ciò che Dio sta dicendo. E vediamo che la parola di Dio ci dice a un certo punto che quando questo popolo riceve questa parola, questo popolo inizia a riflettere, dice, e Dio risvegliò lo spirito di Zorobabele, e Dio risvegliò lo spirito del sommo sacerdote Giosuè, e Dio risvegliò lo spirito di chi? Di tutto il popolo. Gloria al nome del Signore, perché tutto il popolo aveva accolto quella parola. Aveva accolto quella parola che veniva dal Signore, e quel popolo si è messo in piedi di nuovo. Quel popolo ha distolto lo sguardo dalle cose materiali, ha iniziato a rivalutare tutte queste cose. Non ci servono, perché queste cose prima o poi finiranno, ma io inizio a rimettere di nuovo lo sguardo sulle cose eterne, perché quelle sono durature, e quelle cose eterne porteranno il cielo ad aprirsi sopra la nostra vita, e la gloria di Dio scenderà sulla tua vita, scenderà sulla chiesa del Signore, scenderà in ogni luogo dove Dio ci ha posti, perché questo è il nostro desiderio, è quello di vedere la gloria di Dio, fratello, sorella. E quel popolo si risvegliò, e dice la parola, quel popolo subito si mise al lavoro. Subito si mise al lavoro. Mentre qualche giorno prima erano lì ad affaticarsi per le loro case, cambia la prospettiva, perché la parola di Dio ci porta a cambiare prospettiva. Il Signore dice: salite sulla montagna, prendete del legno e ritornate a costruire. Fratello, sorella, noi questa mattina dobbiamo salire sulla montagna. Dobbiamo salire. Dobbiamo distogliere lo sguardo da questo mondo, e dobbiamo mettere lo sguardo verso l'alto. Perché quando mettiamo lo sguardo verso l'alto, cosa succede? Iniziamo a prendere la legna della preghiera. Iniziamo a priorizzare di nuovo la preghiera. Iniziamo di nuovo a priorizzare la presenza di Dio. Iniziamo di nuovo a priorizzare le cose del cielo. Iniziamo a priorizzare l'evangelizzazione. Iniziamo a priorizzare i bisogni delle persone. Iniziamo a priorizzare l'opera di Dio, fratello caro. E quando noi iniziamo a prendere questa legna, cosa succede? Che noi stiamo iniziando a ricostruire dentro la nostra vita, ricostruire il Tempio dentro il nostro cuore. E quando noi iniziamo di nuovo a ricostruire, succede che la presenza di Dio inizierà a invadere di nuovo tutto il nostro essere, fratello, sorella. E quando noi camminiamo, non camminiamo da soli. Non camminiamo da soli. Forse qualcuno tante volte avrà detto: io mi sento sola, fratello, sorella. Non sei sola, perché Dio è con te. Quando sei sola, non sei sola, perché Dio è con te. Respingi questo pensiero di solitudine nel nome di Gesù. Rifiutalo nel nome di Gesù. Dici all'inferno: io non sono sola, perché Dio è con me. Gloria al nome del Signore. Gloria al nome del Signore.
allora noi iniziamo a camminare con la presenza di Dio, iniziamo ad agire, ma agiremo con la presenza di Dio e vediamo che Dio inizia a inondarci di discernimento spirituale, di saggezza spirituale, iniziamo a vedere le cose in un'ottica diversa, iniziamo a vedere le cose nell'ottica spirituale, iniziamo a discernere gli spiriti che sono intorno a noi, iniziamo a prendere autorità sopra ogni spirito immondo che si vuole intrufolare all'interno della Chiesa, iniziamo a prendere autorità sopra ogni spirito di distrazione che vuole intrufolarsi in mezzo alla Chiesa, perché abbiamo una vista spirituale, iniziamo a vedere il mondo spirituale, non più iniziamo a vedere le cose terrene, ma iniziamo a vedere il mondo spirituale. Quando noi iniziamo a vedere il mondo spirituale, fratello, sorella, tu inizierai a vedere la vittoria, perché il Signore ti inonderà di autorità e tu legherai ogni spirito, lo commanderai, viene in nome di Gesù, entrerà nella tua casa, vedrai tutto ciò che non onora Dio, inizia a togliere tutto ciò che non onora Dio e inizia a vedere tutto quello che si sta muovendo intorno alla tua casa, lo spirito di miseria, inizia a legarlo e mandarlo via nel nome di Gesù, inizia a vedere lo spirito impuro, lo legherai e lo manderai via nel nome di Gesù, inizia a vedere lo spirito di separazione, lo legherai e lo manderai nel nome di Gesù, perché stai priorizzando il regno di Dio e gli occhi tuoi spirituali stanno vedendo il mondo spirituale che è intorno alla tua vita. Gloria al nome del Signore. Gloria al nome del Signore, fratello, sorella, perché non dobbiamo sottovalutare le macchinazioni del nemico, non dobbiamo sottovalutarle, ma noi quando non abbiamo una vista spirituale iniziamo a sottovalutare il nemico. Ma quando i nostri occhi si aprono, iniziamo a vedere il nemico con ottica diversa. Non iniziamo a vedere il nemico come qualcuno che vuole minacciarci, ma noi iniziamo a vedere il nemico come colui che già è stato sconfitto, fratello, sorella. Perché il nemico è stato sconfitto, è stato spogliato. Gloria al nome del Signore. E noi inizieremo a vedere con gli occhi dello Spirito il nemico nudo, spogliato, senza autorità sulle nostre famiglie, sui nostri figli, nel nome di Gesù. E questa è la Chiesa che Dio vuole mettere in piedi in questo tempo, una Chiesa con una vista spirituale. Gloria al nome del Signore. Noi vogliamo vedere il risveglio. Gloria a Dio, gloria a Dio. Questo è un proposito che scaturisce dal cuore di Dio. Dio risvegliò lo spirito di Zorobabele, Dio risvegliò lo spirito di Giosuè sommo sacerdote, Dio risvegliò lo spirito di tutto il popolo Dio e risvegliò lo spirito della Chiesa di Firenze. Domenica alle 12 Dio risvegliò la Chiesa di Firenze. Gloria al nome del Signore. Io voglio essere risvegliato nel nome di Gesù, fratello, sorella, perché questa parola non soltanto ha parlato al vostro cuore, ma ha parlato anche al mio cuore, fratello, sorella. E io voglio essere risvegliato nel nome di Gesù insieme a voi. In questo momento possiamo alzarci in piedi davanti alla presenza di Dio e chiediamo al Signore: Signore, soffia sulla nostra vita. Signore, soffia, Signore, affinché la nostra vita questa mattina possa essere risvegliata, come fu risvegliato Zorobabele, Giosuè, come fu risvegliato quel popolo che prese forza e rimise di nuovo la mano all'altro per lavorare nel campo del Signore. E stamattina tu riceverai forza nel nome di Gesù, fratello, sorella, tu riceverai forza nel nome di Gesù. Questa mattina chiedi al Signore: Signore, io sono qui, Signore, io metterò in ordine ogni cosa della mia vita, io ritornerò a dare le giuste priorità questa mattina, Signore, e ti prego, Padre, affinché tu possa soffiare sulla mia vita questa mattina, anche se le sofferenze, le circostanze, Signore, hanno indebolito la fiamma dentro il mio cuore, ma io ti chiedo questa mattina nel nome di Gesù: soffia su questa piccola fiammella, incendia, Signore, incendia il mio cuore. Voglio ritornare a essere zelante, determinato per la tua opera, Signore. Voglio ritornare a essere un guerriero nelle tue mani nel nome di Gesù. Voglio ritornare a essere una minaccia per l'inferno, fratello, sorella, noi siamo una minaccia per l'inferno. Gloria al nome del Signore. Noi diciamo questa mattina: Signore, io voglio ritornare a essere una minaccia nel nome di Gesù. Oh Signore, ti prego, Padre, questa mattina
mattina per i miei fratelli, per le mie sorelle, Padre, che tu possa soffiare, Signore, questa mattina un spirito di risveglio nel nome di Gesù, Signore. Oh Padre, che tu possa, Signore, portare un ravvedimento nel nostro cuore, Signore, un cambiamento nella nostra mente, Padre, nel nome di Cristo Gesù questa mattina. Oh Signore, che le giuste priorità possano, Signore, far parte del nostro cuore, possono essere stabili dentro la nostra vita, Signore. Vogliamo avere i piedi sul giusto fondamento, perché quando siamo su di te, Signore, i venti soffieranno, le tempeste, Signore, verranno sopra la nostra vita, ma noi rimarremo in piedi, Signore, rimarremo in piedi, Signore, perché le tempeste non ci sommeggeranno, Signore, il fuoco non ci brucerà, perché tu sei con noi, Signore, perché tu hai aperto la nostra vista spirituale, Signore, tu hai risvegliato il nostro cuore, e noi con questa determinazione, Signore, noi vogliamo ritornare nel nome di Gesù, vogliamo ritornare a mettere la mano sull'aratro, vogliamo ritornare a lavorare per la tua opera, per il tuo regno, vogliamo ritornare a priorizzare, Signore, le tue opere, Signore, in questa città, Padre, e in ogni luogo dove tu ci manderai, Signore. Io ti prego nel nome di Gesù, Signore, che le nostre vite siano scosse e risvegliate questa mattina nel nome di Gesù, Padre. Io ti prego, Spirito Santo, che in questo momento i cieli si possano aprire, Signore, sopra la vita di ognuno di noi, Signore, e tu possa mandare, Signore, un'unzione fresca nel nome di Gesù, Signore, unzione fresca nel nome di Gesù, affinché, Signore, questa unzione, questa autorità, Signore, possa, Signore, determinare il nostro cammino, Signore, perché avremo un cammino di vittoria, non più, Signore, un cammino, Signore, traballante a destra e a sinistra, ma avremo un cammino stabile, Signore, un cammino vittorioso, perché iniziamo a guardare le circostanze, iniziamo a guardare tutto quello che è intorno a noi, non con gli occhi critici, non con gli occhi umani, ma con gli occhi spirituali, Signore, e dove c'è bisogno di prendere autorità, noi prendiamo autorità nel nome di Gesù, Padre. Noi ti ringraziamo per questi momenti meravigliosi alla tua presenza, nel nome di Cristo Gesù. Amen, Signore, alleluia. Alleluia! Puoi dare gloria a Dio? Puoi dare gloria a Dio? Tu puoi glorificare Dio? Non è possibile che tu non riesca a glorificare Dio, perché sento che le acque dello Spirito Santo sono scese oggi e ha levato nel tuo cuore tante cose, come un fiume che era secco e lì c'erano i rami secchi e tante altre cose, ma quando le acque vengono portano via tutto e cambia il scenario. Alleluia, siamo di vittoria stamattina, siamo di posse di vittoria stamattina. Alleluia, gloria a Dio, gloria a Dio. Fratelli, domani noi avremo questa evangelizzazione e conto su di voi per questo momento della Chiesa sulla strada. Se possibile, prendi là lo striscione, o banner che está dentro daquela caixa. Eu voglio fare vedere la Chiesa, ma in piedi chiudiamo questo culto ringraziando Dio. Guarda, siamo stati, amen, Signore è buono e abbiamo ricevuto la porzione, no? Io porto il mio cesto pieno, non so te, ma vado a casa con il mio cesto pieno. Attenzione per Satana non rubare il tuo culto. Attenzione, fa attenzione. E pomeriggio alle 4 c'è il culto a Scandici. Pregate per la missione lì a Belluno, per il pastore Vito, la missionaria Giuliana, che sono lì impegnati in quest'opera, e perché il Signore possa aiutarli a continuare avanti facendo questa missione. Domani saremo per la strada con questo striscione. Vieni, alzalo. Ma Gesù disse: lasciate stare i bambini e non impedite loro di venire da me, perché il regno dei cieli è di chi è come loro. Matteo 19,14. Guai di chi impedisce i bambini di andare al Signore. E c'è
comincia già adesso l'evangelizzazione dentro la chiesa, perché il Signore dice che non lasciate stare, non impedite. I bambini possono venire solo in chiesa? Possono? Chi deve portarli? I genitori, no? Allora cominciamo già oggi l'evangelizzazione da te. Se tu vuoi fare, pastore, non potrò essere come Daniele, un esempio, abita a Calenzano, non potrà venire, ma lei può prendere un poco di volantini per quando porterà i suoi bambini alla scuola, distribuire lì ai genitori che saranno lì, ok? Non per custodire a casa, perché questo ha costato impegno soprattutto, perché abbiamo fatto noi, amen? Abbiamo pensato noi, quindi è qui il volantino, chi vuole prendere parli con me che io darò per la distribuzione, ma domattina alle 7 noi saremo lì. Chi deve portare il suo bambino porterà, e chi no saremo qua, come si chiama questa scuola? Niccione, saremo qua a questa scuola Niccione, e saremo anche nella scuola di San Giusto a Scandici, 2 scuole. Volevo fare più, ma non siamo tanti, siamo pochi, non possiamo. Quindi faremo 2 gruppi, uno di qua, uno di là. Io sarò di qua, Priscilla di là, ci dividiamo così per fare. Ma conto su tutti, tanto chi entra al lavoro entrerà per le 8 o per le 9, può venire anche, ok? Quindi che Dio vi benedica e ringraziamo il Signore per ogni cosa, che la grazia del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti, oggi e sempre, diciamo amen. Che Dio vi benedica.